Grandissime novità nel campionato CNV a partire dal 2023. Ciao biker, io sono Nix di Tecnica Pit Bike e questo è il primo di 3 video in cui verranno illustrate tutte le modifiche introdotte al regolamento tecnico e sportivo del campionato nazionale velocità Motoasi. Quando ho visto le prime novità sulla pagina ufficiale del CNV, mi sono chiesto perché non fare dei video riepilogativi con un testo scritto a 4 mani assieme a Roberto Pighin, responsabile della commissione regolamentare, in modo tale da esporre chiaramente quali sono tutte le novità? Prima di andare ad affrontare in maniera pratica i cambiamenti, bisogna fare una breve premessa. Dopo svariati anni di campionati di ruote basse, l'organizzatore si è trovato un ampio campione di dati su cui lavorare, effettuando delle statistiche e arrivando a tirare delle conclusioni. Mi sto riferendo in particolar maniera al numero di piloti iscritti, ai punteggi, al peso in assetto di gara e ai tempi sul giro. Tutti questi dati, una volta elaborati, hanno permesso di arrivare agli aggiornamenti che ti illustrerò in 3 diversi video, suddivisi per tipologia di modifica. Il senso del discorso è che se si è sempre fatto così, non è detto che sia la cosa migliore. Ci siamo sicuramente abituati a questo standard under, over, S1, S2, S3, ma tutto si evolve. Pensiamo soltanto all'evoluzione di una pit bike di adesso con una di 10 anni fa. Un altro fattore che sicuramente bisogna inoltre considerare è che c'è un approdo sempre maggiore di giovanissimi e leggerissimi piloti che guidano le pit bike e che hanno il diritto e il dovere di confrontarsi da soli in una categoria a loro dedicata, volta più che altro anche alla crescita del pilota. Con il precedente regolamento questo non era previsto. Bene, ora che abbiamo chiarito i motivi di questi aggiornamenti, possiamo entrare nel vivo. Le novità riguardano ben 3 fronti: la modifica delle categorie, la modifica al formato di gara e dei punteggi, l'aggiunta di indicatori che portano alle verifiche tecniche e partiamo sicuramente dal cambiamento più rivoluzionario, quello delle categorie. Spariscono under e over, ovvero lo storico taglio di 155 kg in assetto di gara, sotto, under, sopra, over. Le categorie passano da 2 a 3, leggeri senza limiti di peso minimo, GP con peso minimo di 145 kg, Sport con peso minimo di 165 kg. Ovviamente il peso deve rispettare la categoria alla fine di ogni competizione con una tolleranza massima di 999 grammi. La commissione regolamentare ha rimarcato il confine oltre il quale le prestazioni del pilota sono fortemente influenzate dal peso totale pilota più moto. Dati alla mano, quindi 165 kg rappresentano il peso più indicativo, in cui la perdita di potenza con un motore originale, sia in uscita di curva che nei rettilinei, è penalizzante al di là delle capacità del pilota. Facciamo 4 conti. Una pit bike pesa circa 70 kg, un vestiario da gara pesa circa 10 kg, quindi il confine che delimita la categoria GP dalla Sport è di circa 85 kg. Giusto per fare un esempio, io sono 192 cm per 86 kg circa di peso. Vestito da gara sono spaccato 96 kg. La mia pit bike è nell'ordine dei 67 kg per un peso complessivo di 163 kg. Per partecipare alla categoria sport, quindi dall'anno prossimo, dovrò o leggermente zavorrarmi oppure prendere qualche chilo. Domanda: c'è un limite alle zavorre? No, le zavorre saranno libere, ovvero la loro quantità e la loro posizione sarà a discrezione del pilota. Dovranno semplicemente essere dichiarate in fase di verifiche perché il tecnico deve accertarsi che siano fissate correttamente
per una questione di sicurezza. Quindi un pilota dal peso inferiore di questi fatidici 85 kg avrà la possibilità, nel limite del possibile, di scegliere tra la categoria GP o la categoria Sport. Concludo questo video con l'ultima informazione. Fino a 22 iscritti per categoria la stessa sarà univoca, mentre in caso di aumento di tale numero, quindi da 23 in su, la stessa sarà suddivisa in classi Elite e Standard in base alla prestazione di qualifica. In pratica non è altro che una diversa denominazione delle vecchie S1 e S2. Il video termina qua, ti aspetto al prossimo che tratterà il nuovo format di gara e i nuovi punteggi. Ciao biker!